Questa mattina sul ponte traslagunare un autotreno proveniente in direzione Chioggia verso Venezia ha perso la ruota mentre sopraggiungeva un furgone della Guardia dei Fuochi di Venezia, proveniente in senso contrario, centrandolo in pieno come un proiettile, facendo perdere il controllo del mezzo al conducente che è finito addosso al guardrail. Apparentemente non si è fatto male nessuno, ma l'urto deve essere stato molto forte, tanto che l'autista Guardia dei Fuochi anch'egli accusava dolori alla schiena a causa dell'urto, nonostante l'uso della cintura di sicurezza. Nel parcheggio residenti che si trova al Momolo vicino alla Turatti sono molte le macchine parcheggiate ma prive del necessario permesso. Nella giornata di ieri erano almeno una quindicina. I posti nel lungomare a pagamento invece risultavano liberi, ma il parcheggio per i residenti sembrava essere pieno. La situazione è speculare di quanto avviene a Chioggia, dove il nuovo parcheggio Unione a pagamento conta tantissimi posti liberi, mentre le fondamenta sono intasate da veicoli parcheggiati. Una situazione insostenibile, affermano i residenti, che chiamano a gran voce un intervento da parte della polizia locale, che però era impegnata in un incidente. Vengono chieste che vengano messe delle sbarre a tutela di chi dovrebbe aver diritto ai posti auto. Nel frattempo sono costretti a parcheggiare sui posti a pagamento con costi improponibili, dovendo tenere la macchina ferma per più ore. Il sindaco Chiperesso dovrebbe intervenire a tutela di una parte della cittadinanza. Questa mattina si è tenuta la seconda tranche dell'operazione che vede coinvolti la Regione Veneto, Veneto Agricoltura e la Cogevo. Ci informa Giuseppe Cherubini della Regione Veneto che si tratta di un progetto di durata triennale, supportato dalla Regione Veneto in quanto si estende in 3 aspetti: quello gestionale, che vede lo spostamento delle vongole dalle aree nursery alle aree di accrescimento, a ripopolamento con vongole provenienti da altri compartimenti del centro e sud Adriatico, e inoltre il progetto è supportato da Veneto Agricoltura e dall'Università di Padova per cercare di capire quali sono le cause del mancato accrescimento delle vongole nel nord Adriatico degli ultimi anni. Con un accordo di programma che vede coinvolti Regione Veneto, Veneto Agricoltura e i 2 Cogevo di Chioggia e di Venezia, l'intero progetto della durata triennale ha un costo di 900.000 euro, 600.000 dei quali a carico della Regione Veneto e 300.000 a carico di Veneto Agricoltura. Conclude Cherubini che si spera che dallo studio si possano avere risposte concrete per superare le difficoltà momentanee del settore. A Cavarzere l'attuale amministrazione ha bocciato una mozione contro l'impianto di Cavenier, ciò a pochi giorni dalla conferenza dei sindaci che dovrebbe essere decisiva. Lo stesso fatto che non se ne sia parlato in Consiglio non è positivo, afferma Heidi Crocco, sostenendo che lo stesso Consiglio dovrebbe essere coinvolto. La bocciatura da parte della maggioranza sembra essere fatta per dispetto, asserisce, definendo atto scorretto la mozione presentata dalla minoranza, come ha voluto specificare Parisotto. La minoranza ricorda il sindaco Munari, che verbalmente si è impegnato a contrastare il progetto, che gli unici atti efficaci sono quelli formali,
quali a riguardo l'ordine del giorno dell'estate 2021 e la mozione bocciata nei giorni scorsi. Presentarsi alla conferenza dei sindaci contrastando un progetto dopo aver bocciato un atto contro lo stesso in regione potrebbe non dare troppa credibilità. La traslazione delle vongole da una zona più pescosa a un'altra è già stato fatto anche con altre specie, ci ricorda Michele Boscolo Marchi, presidente dei Cogevo di Chioggia, ma qualche volta la natura ha preso il sopravvento con l'arrivo di catastrofi ambientali che hanno impedito al prodotto di sviluppare, quali la tempesta Vaia che ha portato a mare il limo e i residui della montagna, o l'acqua granda che ha prodotto sommovimenti sul fondo marino. Ora la paura può essere per la mucillaggine avvistata dai pescherecci al largo ma arrivata anche a riva, una mucillaggine inusuale per consistenza e per stagionalità, allo studio quindi. Si spera che essa non vada a provocare danni sulla semina che oggi è stata portata da Porto Levante all'area di mare davanti alle nostre spiagge. Il lavoro di oggi, fatto a spese degli stessi armatori, viene ritenuto un investimento. Hanno partecipato all'operazione una buona parte delle unità vongolari della flotta dei Cogevo, un sacrificio di cui si vedranno i frutti tra 6-7 mesi circa.